tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova e interessante partita. La partita che vi propongo oggi è una partita storica, siamo nel 1999, quindi il periodo in cui probabilmente le varie piattaforme scacchistiche su internet iniziavano a svilupparsi e diffondersi tra tutti gli scacchisti, e vediamo con il bianco Kasparov, quindi ex campione mondiale, ad oggi si considera uno dei migliori giocatori di sempre del gioco degli scacchi, contro il resto del mondo. Cosa significa? Diciamo che nel 1999 hanno creato un'iniziativa molto particolare che è riuscita a coinvolgere 58.000 scacchisti, una sorta di partita per votazione, quindi una sorta di televoto su internet, dove alcuni giocatori scelti diciamo tra l'elite mondiale, soprattutto tra giovani, quali Etienne Bacrot, Elisabeth Petz, Irina Crash e molti altri, loro proponevano le mosse e il resto del mondo, quindi chiunque, poteva votarle. La partita è andata così: E4 per il campione del mondo russo Garry Kasparov, C5, cavallo F3, D6. Quindi siamo nel pieno della difesa siciliana e c'è da dire che Kasparov da nero è stato sempre un giocatore molto combattivo e uno dei pochi a giocare quasi esclusivamente la difesa siciliana, quindi un'apertura molto aggressiva, molto bella e molto tematica. Alcune sue partite in cui sacrifica un po' più avanti la qualità su C3, questo diciamo per cultura generale, e senza fare troppe digressioni vediamo un po' come è andata la partita. Alfiere B5 scacco per Kasparov e alfiere D7, quindi siamo nel pieno della diciamo che su questa alfiere B5 questa posizione in concreto si chiama variante apertura siciliana, variante di Mosca, e dopo alfiere D7 magicamente cambia nome. La mossa più frequente in questo periodo, diciamo negli anni a seguire, è stata analizzata un po' di più cavallo D7, che dal punto di vista statistico è una di quelle mosse che recentemente è stata giocata molto di più. Qual è l'idea? Il nero vuole cercare di sfruttare la cattiva posizione dell'alfiere in B5 cercando di attaccarlo un po' più avanti con A6 B5. Alfiere D7 è la mossa del resto del mondo, cambio in D7, donna cattura e a questo punto C4. In altri video, comunque molti di voi magari già sapranno che nella siciliana il nero cerca durante il corso della partita sempre la spinta del pedone in D5, quindi una mossa come C4 cerca di restringerlo e togliere a lui questo piano. Cavallo C6 per il nero, cavallo C3 e dopo cavallo F6 re al sicuro per il bianco. G6 è la mossa giocata in partita. A questo punto direi che il bianco ha un piccolissimo vantaggio di sviluppo, ma proprio piccolo, perché il nero è già pronto ad arroccare corto, quindi alfiere G7 arrocco corto saranno le prossime mosse. D4 sulla scacchiera, l'apertura del centro è sempre la migliore reazione quando si è in vantaggio di sviluppo contro un re al centro, e dunque pedone per D4, cavallo per D4, alfiere G7 e questa mossa molto particolare, cavallo D2, è stata la scelta di Kasparov. Questa mossa direi che è una mossa sicuramente di attesa, ma anche di manovra. Chiederei a tutti voi quale potrebbe mai essere l'idea di giocare cavallo 2. Dal punto di vista pratico potrebbe essere importante sottrarsi da questa coordinazione alfiere cavallo nero sul cassa D4. L'altra mossa abbastanza frequente potrebbe essere la reazione con alfiere 3, però c'è da sapere che alfiere 3 è sempre soggetta a una tattica che potrebbe appunto essere questa qui. Il cavallo salta in G4, da G4 si minaccia l'alfiere, quindi cercare di togliere il miglior pezzo bianco, perché senz'altro questo alfiere è il pezzo del bianco migliore per lui, e quindi il cavallo in G4 vuole cercare di cambiarlo. Questo cavallo è sostenuto dalla donna e il ruolo difensivo di questo alfiere non gli permette di sottrarsi, perché altrimenti seguirebbe l'immediata cattura lì al centro della scacchiera. Quindi alfiere 3 non è possibile, cavallo 2 è stata la mossa giocata da Kasparov. L'idea potrebbe essere quella di manovrare affinché il bianco riesca a occupare con un cavallo fisicamente questa fortissima casa centrale. E poi è chiaro che nel momento in cui un cavallo bianco riesce a piazzarsi qui in D5, sarà molto difficile per il nero scacciarlo, perché in caso di E6 significherebbe che quel pedone in D6 resta un po' più indietro e potrebbe diventare un obiettivo. Donna E6 per il resto del mondo, mossa particolare. L'idea è quella di attaccare il pedone centrale in E4 e l'altra idea è quella di attaccare
il pedone in C4. Cavallo D5 da parte di Kasparov, donna per E4. Ok, donna per E4 sembra diciamo, in questi tempi si chiamerebbe blunder, una mossa assolutamente sbagliata, perché è chiaro che se la minaccia del bianco era quella di giocare cavallo C7 doppio, donna per E4 effettivamente non difende quella minaccia. La scelta del nero è molto strana, perché il nero, essendo con il re al centro e il ritardo di sviluppo, sta andando a caccia di pedoni, quindi questo potrebbe essere un po' controproducente. Scacco per il bianco, il re si sposta, dopo cavallo per A8, donna per C4. Sono spariti dalla scacchiera nel giro di poche mosse i due pedoni bianchi più avanzati, quindi dal punto di vista materiale il bianco ha due pedoni in meno, ma per adesso una torre in più. Il problema è che questo cavallo lì all'angolo non può più uscire, non si può più salvare, dunque cavallo B6 scacco per rovinare la struttura pedonale e costringe la ripresa di pedone, e quindi si gioca questa posizione molto complessa. Non considero che ci sia un vantaggio per il bianco o per il nero, però dal punto di vista pratico la considero un po' più facile per il nero. Per quale motivo? Il nero è vero che ha il re al centro, però ha due pedoni e un cavallo per la torre. Questo significa che dal punto di vista materiale siamo lì, situazione di equilibrio, e dal punto di vista pratico i pedoni, chiaramente alla lunga, potrebbero creare più fastidi. Come vedete comunque sono due pedoni centrali che, gestiti nel migliore dei modi, che potrebbe essere prima sposto la torre, poi cerco di dare un po' di sicurezza al mio re, che lungo questo percorso che sto colorando potrebbe anche andare in G8 creando una rocca artificiale. A quel punto non resterà altro che avanzare i pedoni per cercare di prendere un po' di iniziativa. Cavallo C3 per il bianco, torre A8, attaccando il pedonino A2, chissà, forse questa era l'idea, oppure una manovra molto particolare. È molto facile durante il corso delle partite vedere quanto possano essere forti le torri sulle colonne. Per quale motivo? Perché da quando iniziamo a giocare tutti ci dicono cerchiamo sempre di mettere le torri nelle colonne libere, colonne aperte, semiaperte e così via. Però è molto più difficile considerare quanto possano essere forti le torri su traverse totalmente non controllate, quindi una manovra come torre 5, seppur molto strana, potrebbe essere uno dei piani del bianco, del nero. A4, cavallo E4 del nero, cattura al centro, semplificazione, e a questo punto donna B3, creando ovvi problemi, perché il vantaggio materiale, o comunque sia quei due pedoni, per la qualità, quindi i due pedoni più il cavallo per la torre, erano un buon compenso. Uno dei due pedoni presto deve lasciare la scacchiera. F5 per il nero, mossa che al computer non piace molto. Come vedete c'è questo simboletto, punto interrogativo, punto esclamativo, che significa mossa interessante, non molto precisa. Probabilmente ci sono mosse molto più corrette, tra cui E6. E6 qual è l'idea? Giocare in modo solido, cercare di fare D5, e se qualcuno controlla le case nere, questo qualcuno è sicuramente l'alfiere di fianchetto, qualcun altro, in questo caso i pedoni, potrebbero controllare le case bianche. Donna B3 giocata, dunque F5, a questo punto alfiere G5, mossa molto interessante, perché l'idea è cercare di fare pressione sui 7. L'idea è che quando catturo in B6 attaccherò B7, quindi queste sono tutte mosse molto precise. Donna B4 per il nero, donna F7, mossa interessante da parte del campione del mondo. Donna F7, tempo su quell'alfiere, e qualcuno dirà, beh, hai perso un altro pedone perché io ti mangio il punto in B2 e allora qui hai perso materiale. In realtà sarebbe un grave errore per due motivi. Il primo, che una mossa spontanea come torre B1 già crea ovvi problemi, potrebbe arrivare all'alfiere in C1 sfruttando l'inchiodatura che si è creata, e dall'altro lato il pedone H7 è sotto attacco, se cade H7 cade G6, e questa è la dimostrazione di quanto possa essere importante cercare di attaccare la base della catena dei pedoni per poi attaccare i punti che realmente ci interessano. Magari per indebolire F5 effettivamente bisogna cercare di eliminare prima H7 e poi G6. In partita, chiaramente, dopo donna F7 si potrebbe proseguire forse con donna per B2. È vero che catturo il pedone, ma difendo il punto G7. Probabilmente qui, senza pensare molto, il bianco avrà due possibilità molto utili, molto facili. Torre B1, l'idea è quella di occupare ed entrare sulla colonna B, e l'altra è torre 1 facendo
pressione con tre pezzi contro il pedone 7, quel pedone che è l'unico difensore attuale del re del nero. Dunque, tornando indietro, dopo donna F7, alfiere 5, H3, mossa silenziosa, probabilmente di attesa, col senno di poi una mossa del genere aiuterà sempre a evitare i temi del matto del corridoio, e torre per A4. A questo punto, dopo torre per A4, donna per A4, ricominciamo e vi ripropongo un'analisi della posizione. Non è cambiato molto perché dal punto di vista materiale si è creata nuovamente quella situazione in cui questi tre pezzi che ho colorato di blu, quindi cavallo e due pedoni, dal punto di vista materiale compensano la torre. Come vedete, cosa potrebbe essere un problema per il nero? Il problema per il nero sono questi pedoni che chiaramente sono molto difficili da difendere, e nel momento in cui il pedone H e il pedone G lasceranno la scacchiera, il pedone H avrà strada libera verso la promozione. Donna per H7 giocata in partita, alfiere per B2, donna per G6. Effettivamente il pedone H è già pronto a iniziare la sua corsa verso la promozione, e il pedone F purtroppo rallenterà la spinta pedonale del nero, perché qualcuno dovrà difenderlo. Questo è un pedone che chiaramente, se catturato col scacco, darà una nuova iniziativa al bianco. Donna E4 sulla scacchiera, donna F7, dando uno sguardo sia in difesa che in attacco, perché donna F7 evita a volte che il cavallo possa spostarsi in posizioni molto più attive, perché più avanti si potrebbero verificare con molta probabilità posizioni in cui la semplificazione delle donne porterà fino all'evinto, perché il pedone H, così come in tutte le storie con il lieto fine, si avvicinerà alla promozione. Donna F7 giocata, alfiere D4, mantenendo un contatto su F2, puntando indirettamente il re e cercando di far qualcosa. Bisogna cercare di reagire nel migliore dei modi contro una struttura. Bisogna giocare nel migliore dei modi quando il vostro avversario ha già il suo piano, quindi bisogna cercare di complicare il gioco. Donna B3, arriva F4, donna F7, tempo e si attacca il pedone F. H4 sulla scacchiera, e questo è il momento di cercare di valorizzare il proprio pedone libero. Quindi H4, adesso H5, e su donna C4 proposta di cambio delle donne, donna F5 scacco intermedia, donna E6, e dopo il cambio è il momento di valorizzare il pedone H. Il problema di questa posizione per il nero, perché effettivamente qui il nero ha un problema pratico, questo pedone sembra molto più lento del pedone H. L'altro problema pratico è che se il bianco riuscisse a cambiare questi alfieri, chiaramente il pedone H facilmente andrà a promozione. Dopo G3 si minaccia semplicemente la cattura in G4, in F4, quindi a questo punto il nero riprende, e dopo la ripresa questa torre taglia fuori il re avversario. B4 sulla scacchiera, alfiere F4, così come dicevo prima, se riuscisse il bianco a cambiare gli alfieri la posizione è totalmente vinta. Alfiere scacco, re H1, dettaglio interessante perché qui vi assicuro che molti andrebbero in H2, in H2 a volte potrebbe essere un problema perché è comunque una casa nera dove siamo in presenza di un alfiere per il nostro avversario. La controindicazione di andare G2 potrebbe essere che questo re è comunque un po' esposto e quindi potrebbe anche essere soggetto a scacchi di cavallo. Comunque è una posizione in cui il re in H1, che è molto strana, questa è una mossa da campione del mondo, per quale motivo è strana? Perché il re in tutti i finali va centralizzato, invece si porta nella peggiore casa possibile, perché lì all'angoletto, lì all'angolo, il re effettivamente non si può muovere troppo. B3 sulla scacchiera, G4. Re D5, tutto per tutto. Questo re cerca di sostenere questo pedone e l'alfiere. All'alfiere l'arduo compito di sacrificarsi per bloccare i pedoni avversari. A tal proposito anche il cavallo potrebbe subentrare in difesa per cercare di essere sacrificato. G5, H6, i pedoni del bianco sono molto più veloci, lo dicevo da prima, ed effettivamente questa sequenza di mosse sembra dare ragione al bianco. Cavallo 7 rallenta la spinta, su H7 punto interrogativo, il bianco
semplicemente verrebbe bloccato in questo modo. Come vedete la casa H8 è estremamente sotto controllo dai pezzi del nero e quindi non si può fare più nulla. E allora dopo cavallo e7, torre di 1. Torre di 1 vuole limitare questo alfiere. Effettivamente su cavallo G6 mossa spontanea, la mossa invisibile che non si considera o comunque potrebbe sfuggire potrebbe essere questa. Il re ha il compito di difendere l'alfiere e purtroppo per lui non può più difendere il pedone D6, quindi il bianco lo cattura e dopo una possibile cattura torre per scacco e questo pedone B si riesce a bloccare facilmente. Tornando in partita, torre di 1 giocata, E5, alfiere 3, cercando appunto di rientrare in un finale che non sarà tanto diverso da quello che annunciavo prima, perché a questo punto i due pedoni uniti, dobbiamo sapere, dobbiamo ricordare sempre, sono sempre forti contro un cavallo, soprattutto quando sono verso l'esterno della scacchiera. Come sostenerli? Bisogna portare il proprio re in gioco. Re G2, mossa di Kasparov, B2, Re F3. E a questo punto, mentre il bianco è già disposto a sacrificare la torre su questo pedone, il suo re, il proprio re, è pronto ad sostenere l'avanzata. La partita va proprio in questo modo, quindi torre H1 si minaccia la promozione, sbagliato, perché in realtà se io promuovessi lui sacrifica il cavallo e la torre non può controllare la promozione del nero. Il re di 4 serve per catturare pedoni e poi ripiegare per scacciare il cavallo lì dall'angolo. Ok, cavallo sotto attacco, promozione a donna, cattura il cavallo. A questo punto D2 sulla scacchiera, posizione che i software considerano equilibrata, promozione per il bianco e a questo punto è vero che il nero resta con un pedone in più. Come si devono considerare i finali di donne? Perché in questo momento il nero ha un pedone in più, però nei finali di donne ciò che è fondamentale è l'iniziativa. Questo pedone è sicuramente molto più pericoloso rispetto a questi due che sono quasi entrambi nella posizione iniziale. Dunque, donna H7, idea furba, quando il re si sposterà ci sarà uno scacco di scoperta che permetterà la spinta del pedone. Il re si sposta, scacco al re e a questo punto nuovamente uno scacco. Il re si sposta lì all'angolo e donna F4, punto interrogativo, mossa non così forte. E allora, donna F4, la mossa della partita, B4, anche questa è una mossa un po' dubbia perché effettivamente dopo la cattura questo qui è stato un pedone regalato all'avversario. Cosa dovrebbe fare il nero? Il nero in questa posizione dovrebbe senz'altro cercare di dare uno sguardo alla difesa, magari con donna D3 cercando qualche perpetuo lungo le diagonali. Ricordate che nei finali di donne nella maggior parte dei casi si riesce a dare un perpetuo o comunque la ricerca del perpetuo è lungo le diagonali e quasi mai lungo traverse o colonne. B4 sulla scacchiera, donna per pedone in più e a questo punto il pedone G di cui si parlava prima effettivamente è molto più forte e più pericoloso del pedone avversario. Questa è la posizione giocata in partita, donna G1, posizione ottima per la donna perché è pronta a sostenere il pedone G che andrà a promozione quando il re si sposterà. Donna F2 giocata, il re si sposta indietro, re F6, come vedete posizione fantastica perché nonostante ci siano degli spazi totalmente aperti non ci sono più scacchi a disposizione per il nero. Queste case che sto colorando effettivamente sono delle case di tentativo di perpetuo, ma il nero non ha più scacchi. Dopo D4 sulla scacchiera arriva G7 e qui il resto del mondo si arrende. Garry Kasparov vince questa esibizione a distanza su internet, vincendo questo incontro contro 58.000 giocatori. Rivediamo un po' la partita, molto lunga, molto interessante. E vi dico anche, faccio un piccolo riepilogo, quindi Garry Kasparov con il bianco contro il resto del mondo sta giocando con una cadenza di gioco di 2 giorni, diciamo, per Garry Kasparov, mentre il resto del mondo ha un giorno a disposizione. Cosa significa? Che si hanno 2 giorni al massimo per proporre la propria mossa per il bianco, mentre un giorno al massimo per fare questo televoto internazionale per decidere la mossa del nero.
Siciliana, variante di Mosca, alfiere B5, scacco, alfiere D7, cambio in D7, C4 per rallentare in futuro la spinta in D5. Cavallo C6, cavallo C3, cavallo F6 e a questo punto arrocco. Ops. G6 per il nero. E in questo sviluppo il nero vuole il controllo totale della casa D4, quindi il bianco cerca di rendere tutto un po' più difficile attraverso la spinta del suo pedone in D4. Cattura al centro, riprendo, alfiere G7, cavallo E2, donna E6. E scelta molto rischiosa perché donna E6 è la concessione di cavallo D5, perché adesso il doppio esiste sia con scacco ma anche dopo arrocco corto ci sarebbe comunque il doppio. Quindi donna E6 si va verso una linea concreta molto complessa. Donna per E4, doppio in C7, re si sposta, si cattura la torre, ma prima di catturare il cavallo lì all'angoletto, lì all'angolo, donna per C4 e si ottiene questa posizione qui. Molto complicata perché si è creato uno squilibrio, due pedoni e un cavallo per una torre, quindi dal punto di vista materiale effettivamente c'è tanto compenso per il nero. Le semplificazioni in teoria vanno bene al bianco perché le colonne si possono aprire. Dopo questo cambio effettivamente Kasparov sta attaccando 2 punti e dopo F5 alfiere G5 per poi entrare in F7. La strategia del bianco è stata cedere il lato di donna perché vuole cercare di catturare materiale sul lato di re e a quel punto valorizzare il suo forte pedone libero H. Alfiere 5, H3, torre per A4 e dopo il cambio donna per H7. A questo punto il pedone H libero del bianco si è creato, si è realizzato e quindi la partita è proseguita verso questo percorso. Dopo H4 arriva il pedone in H5, chiaramente più questo pedone avanzerà più sarà un problema e donna C4, quindi proposta del cambio delle donne, viene rifiutato il cambio per il bianco, ma dopo donna E6 il cambio viene accettato perché Garry Kasparov considera che G3 dia delle possibilità concrete ed effettivamente è così perché dopo il cambio pedone per e a questo punto il pedone H è molto forte. B4 alfiere F4, il re si sposta lì all'angolo, questa l'ho definito una mossa curiosa perché è un po' contro tutti gli schemi, in tutti i finali il re si centralizza, mentre qui il bianco decide di metterlo in una casa molto più sicura. G4 sulla scacchiera, re D5, G5 e a questo punto tutto per valorizzare questi pedoni. La scelta di Kasparov è molto brillante perché torre D1 minaccia immediatamente alfiere D6 e dopo E5 alfiere 3, semplificando. Vincere questo finale è semplicemente una questione di calcolo e dal punto di vista pratico, quindi nel momento in cui entrambi giocheranno le mosse migliori, questo finale purtroppo non si riesce a vincere né per il bianco né per il nero. Però quanto è bello, quanto è fantastico il gioco degli scacchi perché effettivamente è tutta una questione anche di testa, di concentrazione e anche di stanchezza. Re 4, Re C2, Torre H1, l'idea del bianco è appunto eliminare questo cavallo. Così avviene in partita, il resto del mondo ha una posizione tendenzialmente pari, perché i finali di donne tendono all'essere pari nonostante ci sia una differenza di materiale. Nei finali di donna ciò che fa la differenza è il pedone più avanzato. Quindi ricordate sempre che più il pedone sarà in avanti e più sarà forte per voi quel finale. B4 per il resto del mondo mostra da punto interrogativo perché effettivamente il bianco lo cattura e dopo un po' di manovre riesce a creare la posizione ideale, ossia trovare un modo per non subire più scacchi e portarsi con un pedone in G7. Effettivamente la partita procede verso questo percorso, D4 sulla scacchiera G7 e a questo punto arriva l'abbandono. Per quale motivo? Perché nel giro di qualche mossa la promozione si potrà impedire magari con una donna che sosterrà la casa di promozione, però il bianco facilmente riuscirà a sostenere il pedone G in avanti. Ok, questa qui è una partita storica giocata nel 1999 tra Kasparov e il resto del mondo, spero che vi sia piaciuta e appuntamento alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!